Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Svolta nelle indagini sulla morte del pensionato strangolato con un tubo di gomma a Messina. Fermato il vicino di casa con l'accusa di omicidio, indagata un'altra persona. I due avrebbero simulato il suicidio. La rissa di Sferracavallo, i residenti puntano il dito anche contro la Chiesa. Mentre scappavamo e cercavamo rifugio ci ha chiuso le porte. La replica del parroco era un momento di grande caos. Mio figlio è molto scosso ma dovrà tornare alla normalità. Il padre del giovane rapito a Vittoria, ritrovato in meno di 24 ore, conferma: nella mia azienda mai nessun problema. Travolto da un muletto a Messina, muore elettricista di 61 anni. La Sicilia è tra le regioni con il dato più alto di infortuni. Novità all'Aspe di Catania con le corsie preferenziali per alcuni tipi di ricette. I cittadini potranno accedere più rapidamente alle prestazioni sanitarie. Iniziative per Gaza. Il presidente della Trapani Shark, Antonini, contrario alla trasferta in Israele della sua squadra per la Champions di basket. A Piazza Armerina 2000 in piazza per chiedere la fine della guerra. Renato Zero compie 75 anni e presenta il suo nuovo album in vista del tour che lo riporterà in Sicilia. Ribadisce il suo no al ponte sullo Stretto. Calcio, l'attenzione del Catania è già al derby col Siracusa. La sfida domenica in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 13:30 per tutti i tifosi siciliani. Sembrava un suicidio, ma a strangolare con una pompa un uomo a Messina sarebbero stati due uomini che poi hanno inscenato il suicidio. Francesco Triolo. Un suicidio inscenato, quello del 73enne Mario Molinaro, trovato senza vita sabato scorso in una delle casette di Fondo Saccà a Messina. Almeno questa è l'ipotesi a cui sono arrivati gli investigatori dopo 2 giorni di indagini e interrogatori. Per la morte dell'uomo c'è un fermato, un vicino di casa, con l'accusa già formalizzata di omicidio, e c'è anche un altro indagato. Per lui c'è l'ipotesi del favoreggiamento. Il 73enne è stato trovato morto a quanto pare con una pompa in gomma avvolta più volte intorno al collo, e i sopralluoghi della polizia scientifica hanno fornito un quadro che alla PM Giorgia Spiri è parso sufficiente per delineare le responsabilità di 2 vicini di casa di Molinaro, entrambi iscritti nel registro degli indagati. Si tratta del 63enne catanese Maurizio Gravagna, l'uomo che nella giornata di sabato è stato sottoposto a un lungo interrogatorio in questura, e un altro indagato, il 76enne catanese Mario Refice, per favoreggiamento, ma per quest'ultimo però non è stato emesso al momento un provvedimento di fermo. Saranno le prossime ore ed ulteriori indagini ed interrogatori a chiarire il movente dell'omicidio, forse un giro di piccoli prestiti tra i residenti, ipotizzano gli inquirenti. Le case di Fondo Saccà, un tempo baraccopoli, da anni vedono un piano di rigenerazione urbana con progetti pilota di recupero per soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia o soffrono di disturbi mentali e sono in cura. E torniamo ad occuparci della rissa a Sferracavallo. I residenti puntano il dito anche contro la Chiesa. Mentre scappavamo e cercavamo rifugio ci ha chiuso le porte. Sentiamo la replica del parroco Marco Gullà. I fuochi d'artificio hanno calato il sipario sulla festa di Sferracavallo a Palermo, una festa rovinata dalla rissa scoppiata domenica sera e che ha portato al ferimento di alcuni giovani e di una donna incinta colpita di striscio da un proiettile. Sparatoria che però sarebbe avvenuta in un altro quartiere di Palermo, la Marinella, e non a Sferracavallo, durante la celebrazione di San Cosme e Damiano, protettori della borgata. Poco cambia, ancora una volta la violenza e le armi vengono sfoderate come giocattoli da chi vive la realtà come fosse una serie TV. E c'è chi a Sferracavallo dice: mentre tutti scappavamo e cercavamo rifugio, la Chiesa ha chiuso le porte per non farci entrare. Evidentemente proprio in quel momento così concitato è chiaro che non c'era più l'autocontrollo, si correva a destra e a manca. Tra l'altro le forze dell'ordine ci hanno detto anche di non aprire la chiesa, di evitare rischi perché questi qua non sapevano dove stavano, insomma. La feroce rissa di Sferracavallo accende nuovamente la spia sull'emergenza sicurezza a Palermo. Sindacati e non solo alzano nuovamente la voce sulla facilità di reperire armi da parte dei giovanissimi. E poi, ancora una volta, la poca presenza delle forze dell'ordine.
ordine, un po' come è successo a Monreale 5 mesi fa. Perché in una festa con oltre 10.000 persone, nonostante le svariate richieste di associazioni residenti, c'erano pochissimi poliziotti presenti? Mio figlio è molto scosso ma dovrà tornare alla normalità, sono le parole del padre del giovane rapito a Vittoria e ritrovato in meno di 24 ore. Sentiamo Desiree Ferlito. Una famiglia che prova a tornare alla normalità, quella coinvolta in un rapimento che ha scioccato per 24 ore Vittoria, la Sicilia, l'Italia intera. Trapela questo dalle parole del padre del 17enne sequestrato da 4 uomini incappucciati la sera di giovedì scorso. Le notizie, l'ansia e poi il ritrovamento, prima ancora del vai attento delle ipotesi. L'imprenditore conferma che nella sua azienda non ci sono mai stati problemi né contrasti, mai nessun segnale d'allarme che lasciasse presagire un gesto così forte. Il giovane nei prossimi giorni sarà risentito dagli inquirenti. Noi attendiamo che ci convochino, ma non conosciamo ancora la data, spiega il padre. Ovviamente saremo disponibili per tutto ciò che è necessario, confidiamo nel lavoro di polizia e magistrati. L'attenzione della famiglia adesso è stretta a tutela della serenità del ragazzo. Sta bene per fortuna, è qui con me in azienda, ci ha detto il padre di Gaetano, raggiunto telefonicamente. Nei prossimi giorni, aggiunge, appena se la sentirà Gaetano tornerà a scuola, è necessario che riprenda la sua vita. Questa esperienza è stata durissima, ma è un ragazzo forte e noi siamo una famiglia molto unita, conclude il papà del 17enne. Una vicenda con molti punti oscuri su cui prosegue incessante il lavoro degli inquirenti. Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali, rimanendo gravemente ferita. Sarebbe caduta dopo aver perso l'equilibrio mentre era su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell'abitazione. È stata trasportata con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove è entrata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime. Travolto da un muletto a Messina muore un elettricista di 61 anni. La Sicilia è tra le regioni con il più alto numero di infortuni. Adelaide Barbagallo. L'impianto è chiuso, di colpo l'intera area è piombata in un silenzio spettrale. La tragedia è avvenuta qui a Messina, frazione Larderia. A perdere la vita Raimondo Mamone, un elettricista di 61 anni, mentre stava facendo alcuni lavori di ammodernamento in questa azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo, stimato professionista, titolare di una ditta individuale, è stato travolto da un muletto. Chi lo guidava non si è accorto della sua presenza. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Quando in uno stesso cantiere ci sono più ditte impegnate, la legge prevede che venga stilato un documento di valutazione rischi. Anche l'esistenza o meno di questa attestazione verrà valutata dagli inquirenti. Gli incidenti sul lavoro sono un dramma, una piaga con numeri altissimi in Sicilia, difficile da debellare. In appena 7 mesi, da gennaio a luglio, oltre 15.000 gli infortuni con persone ferite più o meno gravemente. In testa alla triste classifica Catania con oltre 4.000 infortuni e Palermo con oltre 3.000. Gli incidenti mortali sono 51, che adesso salgono a 52. Solamente a Palermo 13, a Catania 12, seguita da Siracusa, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Trapani. Ma quali motivi che fanno registrare in Sicilia numeri così alti? Lo abbiamo chiesto al segretario generale della CGIL. Noi siamo in presenza di un mercato del lavoro molto fragile e in cui vi è una forte correlazione tra lavoro precario e infortuni. E poi abbiamo una carenza di ispettori sul lavoro. Ormai sono rimasti poco più di 70 ispettori sul lavoro rispetto ai 400 che sono previsti in organico. Altro grande problema, dice il sindacato, è l'eccessivo ricorso al subappalto, alle esternalizzazioni e agli affidamenti. L'ARS ha approvato il disegno di legge sulla formazione professionale, 32 voti favorevoli, 22 quelli contrari. Novità alla Spe di Catania con corsie preferenziali per alcuni tipi di ricette. Simona Mazzone. Con il mese di ottobre arriva una novità in tema di sanità. I cittadini con ricette a priorità urgente e breve potranno accedere più rapidamente alle prestazioni sanitarie grazie a un nuovo modello organizzativo aziendale. L'ASP di Catania ha infatti attivato percorsi preferenziali per snellire le liste di attesa, entro 3 giorni per le urgenze ed entro 10 per le prestazioni brevi. Per le urgenze i cittadini potranno continuare a rivolgersi direttamente agli ambulatori attraverso un percorso preferenziale
digitale definito Fast Track. Sarà possibile contattare anche il numero verde del CUP, il centro unico di prenotazione. Stesso numero per le prestazioni con priorità B. A rispondere sarà un operatore incaricato di fissare l'appuntamento entro i tempi previsti e verificare l'appropriatezza della prescrizione. L'azienda ha anche istituito un back office dedicato a supporto della gestione dei flussi e delle attività di prenotazione. Sul sito dell'ASP di Catania è disponibile l'elenco aggiornato dei punti aziendali che si occupano del servizio. Un nuovo sistema, così come prevede la circolare dell'assessorato regionale alla sanità, che istituisce percorsi dedicati per tutti i pazienti con prescrizioni prioritarie, assicurando rapidità ed equità di accesso. Al momento, fa sapere l'azienda etnea, non sarà possibile utilizzare la piattaforma ASP con te. A Canichetti un giovane di 16 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale. Fatale l'impatto fra il suo scooter e un'auto che si è allontanata senza prestare soccorso. Solo all'alba il conducente della vettura si è presentato al commissariato di polizia. A Palermo concessi gli arresti domiciliari ai 2 protagonisti del nuovo scandalo sanità all'ASP. Sentiamo Maglio Viola. Sono stati convalidati gli arresti in flagranza di Mario Lupo e Francesco Cerrito, rispettivamente commercialista rappresentante delle associazioni di assistenza Samot e Adi24 e dirigente dell'ASP di Palermo. Ad entrambi però, contrariamente alla richiesta dei pubblici ministeri, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Questo perché Lupo si è immediatamente dimesso da ogni incarico nelle 2 società ed entrambi hanno ammesso i regali contestati. Lupo e Cerrito sono stati arrestati mentre il commercialista consegnava al funzionario dell'ASP una bomboniera all'interno della quale c'erano nascosti 2.000 euro in contanti. Lo stesso Lupo ha ammesso di aver fatto regali in denaro per 5 o 6 volte per ringraziare Cerrito per la puntualità dei pagamenti. Cerrito a sua volta ha ammesso i regali, ma negando che si tratti di tangenti e sostenendo che tutti i mandati di pagamento sono regolari. Per Cerrito le regalie sono legittime anche in base al regolamento dell'azienda sanitaria, che ammette appunto i regali in occasione di feste e ricorrenze, ma i regali stessi ammessi sono di piccola entità e mai in contanti. Per l'accusa invece non solo le tangenti vanno ben oltre i regali ammessi, ma ci sarebbe la prova di un patto corruttivo. Lupo e Cerrito sono seguiti e intercettati da 1 anno dalla squadra mobile di Palermo, che è in possesso di telefonate nelle quali il funzionario avverte di controlli in arrivo o irregolarità riscontrate da sanare prima della contestazione. Ma fra ammissioni e dimissioni per il GIP sono comunque venute meno le esigenze di custodia cautelare in carcere. Allerta gialla domani per condizioni meteo avverse sulla Sicilia. Sull'isola sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o di temporale, con temperature insensibili ai calo, venti tendenti a forti e mari molto mossi. L'antimafia aprirà un fascicolo sulle presunte infiltrazioni mafiose nei lidi balneari dell'isola. Lo ha comunicato il deputato regionale Lavardera, che aveva denunciato la situazione a Mondello. Sentiamo Roberta Lunghi. Il faro dell'antimafia regionale sulle presunte infiltrazioni mafiose nella gestione di uno stabilimento balneare in concessione demaniale a Mondello, denunciate da Ismaele Lavardera, deputato regionale e leader di Controcorrente, sfocia nell'apertura formale di un'inchiesta a tutto tondo sui lidi dell'isola. Lo comunica in una nota Lavardera, subito dopo l'audizione in commissione presieduta da Antonello Cracolici. Il deputato si dice soddisfatto perché rassicurato sul fatto che la battaglia che sembrava solo sua, oggi invece alla luce dell'audizione diventa anche quella dell'antimafia. Il tutto nelle ore seguenti, la denuncia di Lavardera alla polizia dopo la minaccia ricevuta attraverso un messaggio inviato a Giuseppe Piraino, imprenditore di Palermo, che ha denunciato il pizzo e fatto arrestare alcuni mafiosi di Borgo Vecchio. Tu e Lavardera dovete morire, era il testo del messaggio. In una nota il presidente Cracolici comunica la decisione di convocare il dirigente generale del Dipartimento Ambiente della Regione, Calogero Beringhelli, perché riferisca sulle procedure di assegnazione delle concessioni balneari. Nessuna offerta è arrivata alla Regione allo scadere del termine per la riqualificazione e la gestione degli impianti termali di Acireale in provincia di Catania e di Sciacca nell'Agrigentino. Non demordiamo, dice Schifani, gli uffici sono già al lavoro per predisporre nuovi bandi che possono essere più attrattivi per gli operatori economici privati. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare di diversi aspetti della mobilitazione in corso per la Palestina.
presidente della Shark Trapani, Antonini, non vuole che la sua squadra vada a giocare la sfida di Champions di basket in Israele. Sentiamo Franco Cammarasana. Credo che quanto stia succedendo a Gaza non abbia precedenti e noi da sportivi non possiamo incontrare le squadre israeliane. Così come è stato fatto per le squadre russe, anche quelle israeliane pertanto devono essere escluse dalle competizioni europee. La richiesta annunciata dal presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, per certi versi dirompente e appoggiata sembra da altre società italiane di Serie A, sta costringendo in queste ore ad una riflessione la Federazione Internazionale di Pallacanestro. Se dovesse essere accolta, verrebbero ad essere modificati i calendari già definiti di Eurolega e Basketball Champions League. A quest'ultima competizione parteciperà per la prima volta la Trapani Shark, classificatasi seconda nella semifinale scudetto della scorsa stagione. La squadra siciliana dovrebbe incontrare in trasferta il 28 ottobre gli israeliani del Bnei Herzliya, ma a questo punto rimane tutto in sospeso. Antonini comunque sembra deciso a non mandare la squadra a Granata in Israele. Luci sulla Palestina, 100 ospedali per Gaza, giovedì in tutto il paese gli ospedali, 180 quelli che hanno aderito sino ad oggi, si illumineranno alle 21:10 grazie a torce, a candele o a semplici cellulari e decine di migliaia di operatrici e operatori sanitari ricorderanno i nomi dei 1677 colleghi e colleghe uccisi a Gaza in una lettura a staffetta nazionale. E ieri oltre 2000 persone sono scese in piazza a Piazza Armerina per chiedere la fine della guerra. Veronica Barbarino. Oltre 2000 persone insieme per Gaza, per le vie di Piazza Armerina. Ieri sera scuole, associazioni, istituzioni e società civile in marcia tra momenti di silenzio in memoria delle vittime e momenti di rumore e slogan come segno di indignazione e richiesta di giustizia. Siamo a Piazza Armerina, diverse centinaia di persone per dire no alla guerra in Palestina, per manifestare a favore dei bambini di Gaza che ogni giorno perdono la vita a causa dei bombardamenti. Tutti insieme, società civile e comunità di migranti, per gridare no alla guerra. A margine dell'iniziativa, le associazioni promotrici hanno inviato una lettera all'ambasciatore israeliano in Italia, esprimendo dolore e indignazione per quanto sta accadendo a Gaza e denunciando la spirale di violenza che sta causando migliaia di vittime innocenti, soprattutto bambini. Renato Zero compie 75 anni e presenta il suo nuovo album in vista del tour che lo riporterà in Sicilia. Ribadisce il suo no al ponte sullo Stretto. Sentiamo Roberta Lunghi. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami. I suoi 75 debutti, li chiama così i suoi anni Renato Zero, anche oggi nel giorno del suo compleanno. La sua vita, uno spettacolo continuo, un accendersi di lucine ondeggianti in uno spazio immenso, sempre pieno di gente che lo ama e lo canta. Sono tempi difficili, di guerra e instabilità, accanto alla libertà di essere, di amare, di scegliere. Lo dice Renato alla presentazione teatrale dell'album in uscita L'Ora Zero, con lo sguardo di certo volto alla Sicilia, meta conclusiva del nuovo tour. Il pensiero all'isola rinnova il suo cocente no all'idea del ponte sullo Stretto. Che hanno soffocato la sorpresa, la meraviglia, la storia, la imperturbabilità di un paesaggio che non vuole altro che esibirsi naturalmente con tutta la sua bellezza. Così appena un anno fa e proprio ieri lo ha ribadito. Spero che non venga fatto, ha detto. Di certo il suo attraversamento in mare per le 2 date messinesi al Palare Scifina al momento è garantito. Il 15 e 16 aprile il pubblico siciliano dunque si prepari a un nuovo abbraccio.
Fermiamoci ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per cominciare a pensare al derby con il Siracusa. A tra poco. Eccoci al calcio, l'attenzione già tutta al derby con il Siracusa, non riposa la redazione di Telecolor che sta preparando la prossima grande produzione, la partita di domenica in diretta, in chiaro e gratuita per tutti i tifosi siciliani. Sentiamo Francesco Triolo. Una boccata d'ossigeno prima di ripartire. Il Catania riposa, lo fa oggi dopo essersi allenato ieri a Bari prima di rientrare dalla trasferta di Cerignola. 24 ore di stop per riprendere fiato ed energie, anche mentali. Lo staff medico e quello tecnico contano di recuperare pienamente Donnarumma. C'è il derby contro il Siracusa all'orizzonte e poi Giuliano fuori casa, le due gare interne contro Benevento e Salernitana. Qui si dovrebbe decidere in buona parte il destino del Catania, impegnato nella rincorsa verso la testa della classifica. Insomma, buona parte del prossimo cammino dei rossazzurri si decide proprio in queste settimane. L'obiettivo è quello di avvicinarsi in alto ed impedire che possano fuggire sia Salernitana che Benevento. Così anche la spinta del Massimino diventa fondamentale. Un'attesa che cresce anche in vista di domenica. La prevendita è partita ieri pomeriggio ed è già a buon ritmo ed è partita anche la preparazione di Telecolor in vista del derby, che è sempre una partita speciale e quindi merita uno speciale. La nostra emittente esclusivista TV del Catania, aggiudicataria del pacchetto dirette differite e sintesi, ha deciso di regalare a tutti i tifosi etnei un'altra grande produzione, la diretta in chiaro gratuita della sfida con il Siracusa, in programma domenica alle 14:30. La redazione sportiva proporrà una versione maxi di diretta stadio, 4 ore di trasmissione a partire dalle 13:30 con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti. Poco prima del calcio d'inizio, il racconto live dei 90 minuti con l'analisi dei casi arbitrali e le interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio. E infine un ricco post gara con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.